Volano i prezzi di gas ed elettricità ed è allarme Federalberghi. Il presidente veneto Massimiliano Schiavon parla di situazione peggiore rispetto a quella che la categoria ha dovuto affrontare con il Covid. Aggiunge che oggi si corre il rischio concreto che gli albergatori che pagano le bollette non riescano a fare altrettanto con i dipendenti. Forti ricadute occupazionali quindi, in quanto la situazione drammatica potrebbe comportare problemi per il rinnovo dei contratti sugli stagionali e l'occupazione in genere, ma il caro energia preoccupa anche gli esercenti che lanciano un appello: vorrebbero portare il costo del caffè a 1,50 euro. Altrimenti corriamo il rischio di andare fuori mercato. Aumenti consigliati che il direttore dell'Associazione Esercenti Pubblici Servizi Venezia non avrebbe mai voluto invitare gli associati a farli, ma l'attuale prezzo, come ribadisce lo stesso Pancin, non si può più mantenere in quanto la macchina del caffè assorbe 3 kW di potenza ed è sempre accesa. Vendere un caffè sotto costo, anche no, insomma, ecco. Ma tra gli esercenti c'è chi vorrebbe aumentare anche il prezzo di altri prodotti. Anche lo spritz, Come mai? perché non ci si sta dentro a 3,50 euro o 4 euro, bisogna venderlo minimo a 6-7 euro. Che rincari ha visto nell'ultima bolletta? Ha il 20-30% in più. Rispetto a quella dell'anno scorso o di 2 anni fa? No, rispetto a quella dell'anno scorso. Bisogna ridurre un po' tutto. E come fate voi? E come facciamo? Cerchiamo di farcela. Arriviamo a fine mese che siamo coi conti a zero. Un allarme per non portare le nostre economie fuori mercato.